La 36esima edizione di Artigianato Vivo è partita e noi volevamo fare un punto della situazione con il sindaco e con il presidente della Proloco. Intanto benvenuti qui al QDP Point. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sindaco, che effetto fa passare da sindaco di 2500 abitanti per una decina di giorni a sindaco di 400.000 persone? Speriamo 450.000, scherzo, no, anzi non scherzo proprio. È emozionante perché è ovvio che vedere Cison così animata, così popolata e sapere che vengono da ovunque, perché ormai non parliamo più di provincia o regione, ma parliamo di nazione piuttosto che anche Europa, insomma ci fa un gran piacere. Sento un po' di orgoglio nelle sue parole. Tantissimo orgoglio, l'orgoglio cisonese che muove 500-600 volontari, qui abbiamo l'esempio in carne ed ossa perché abbiamo un presidente, vuol dire che Cison insomma ha un'anima da dare. Presidente Possamai, ancora qualche minuto con la camicia da festa e poi ci si cambia e alle griglie, dove serve? Sì, dove serve perché ci sono 500 proprio volontari che lavorano, perciò è doveroso che il Presidente insomma, dia una mano e soprattutto per risolvere i problemi. Finalmente siamo partiti, possiamo dire. Sì, era ora perché la preparazione è molteplice, insomma, un anno di preparazione, perciò è ora. Cosa ti senti di dire a tutti i tuoi volontari, perché io li chiamo così? Io li ringrazio tutti perché rinunciano alle ferie per restare qua ad aiutare la Proloco e soprattutto anche l'amministrazione comunale, insomma, perché ci danno una mano ed è doveroso insomma, ringraziarli.